Il Consiglio Comunale di Bivona ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, uno strumento fondamentale di programmazione che segna un risultato storico per l'ente. Per la prima volta dopo decenni il bilancio viene approvato nei tempi previsti, cioè entro il 28 febbraio. Il Comune di Bivona continua a migliorare i propri conti con un significativo ridimensionamento del disavanzo. Negli ultimi anni sono stati intercettati oltre 25 milioni di euro di finanziamenti che hanno permesso la realizzazione di interventi strategici per la comunità, tra cui numerose opere pubbliche. Importanti finanziamenti arrivano inoltre dalla nuova programmazione della Strategia Nazionale delle Aree Interne, che porterà nuove risorse per le infrastrutture sportive, per la viabilità rurale e i servizi al territorio. Una particolare attenzione è stata dedicata anche ai cittadini, prevista una diminuzione della Tari grazie a una premialità di circa 40.000 euro redistribuita alla collettività. Avviato il lavoro del nuovo PEF idrico con l'obiettivo di ridurre il canone, pronto il regolamento per la rottamazione delle cartelle che consentirà di regolarizzare i tributi pagando solo la quota capitale senza gli interessi e con una rateizzazione fino a 54 rate bimestrali. Il sindaco Milko Cinà e la giunta ringraziano pertanto i consiglieri comunali per il proficuo confronto. Ringrazio inoltre gli uffici e i dipendenti per il lavoro svolto che hanno consentito di raggiungere questo importante traguardo.